Sindaco Bagliana, qui a Vittorio Veneto c'è stato il caso di rabbia che ha riguardato il cane di una proprietaria. Ci può spiegare bene cosa è accaduto e adesso la proprietaria se è stata messa o meno alla profilassi? Sì, allora abbiamo avuto appunto questa segnalazione di questo cane che ha sviluppato il virus della rabbia e naturalmente questa segnalazione è arrivata da una clinica veterinaria e la segnalazione è stata trasmessa immediatamente agli organi competenti dell'ULSS, che si sono attivati e hanno messo in atto tutta una serie di misure, tra cui appunto il tavolo di emergenza, se così vogliamo chiamarlo, col nostro comune, dove abbiamo concordato l'iter da seguire in questi casi. Diciamo che attualmente appunto la proprietaria del cane sta bene, sta seguendo la profilassi che di norma viene fatta quando appunto si viene in contatto con animali che hanno questa sviluppato la rabbia, e questo è quanto. Noi dal punto di vista come comune abbiamo deciso, ripeto, assieme all'ULSS, di emettere questa ordinanza in cui chiediamo e obblighiamo tutti i cittadini possessori di cani e gatti di vaccinare i propri animali. Vorrei dire che i cittadini hanno tempo 15 giorni per contattare i propri veterinari di fiducia e decidere con loro il momento per fare il vaccino. Ecco, e il cane era entrato in contatto con altri cani con cui giocava. Questi animali adesso dove sono? Sì, allora come da procedura gli animali che sono entrati in contatto con questo cane negli ultimi 10 giorni sono stati praticamente messi sotto quarantena e sono nel canile sanitario della provincia e attualmente stanno benissimo e quindi diciamo quindi sembrerebbe insomma che non avessero sviluppato nulla, però insomma sono sotto l'attenzione appunto dei veterinari. Ecco, è emerso come questo cane fosse stato portato illegalmente dal Marocco. Ci saranno delle conseguenze per questo aspetto? Allora, sotto questo aspetto c'è da dire che l'organo competente, quindi l'ULSS, prenderà i provvedimenti del caso e farà le segnalazioni a chi ritiene opportuno farle. Ecco, per i cittadini possessori di animali che dovessero essere preoccupati, c'è un appello che vorrebbe fare? Sì, innanzitutto di mantenere la calma, di stare tranquilli, ci sono nelle ordinanze, abbiamo dato informazioni anche attraverso il nostro sito Facebook e il canale WhatsApp istituzionale e anche sul comunicato stampa dell'US ci sono i numeri da chiamare per chiedere qualsiasi informazione e per chiedere informazioni sia rispetto agli animali che rispetto alle persone, quindi ringraziamo soprattutto il lavoro svolto dai medici e dei veterinari dell'ULSS che sono stati attivi fin da subito e anche hanno messo a disposizione questi numeri di informazione.